E alcuni brani mi hanno molto aiutato, si appoggiavano perfettamente al tipo di scena. Quindi io devo dire grazie a David Sylvian che mi ha anche reso l'atmosfera ancora di più di quello che io avevo concepito dal punto di vista fotografico e recitativo. Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City, benvenuto Massimo Privitera, ciao. Benvenuto Marco Testoni, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, questa di oggi è la prima di una serie di tantissime puntate che ruotano intorno agli ospiti che ci sono stati nella terza edizione del Roma Film Music Festival 2024. Allora, Massimo, dici un po' appunto i nomi dei vari intervistati, degli ospiti e magari anche un cenno sugli eventi di questo Roma Film Music Festival 2024. Allora, i nostri ospiti sono stati, per i connubi, musica, regia, quindi compositore e regista, Carlo Verdone, Fabio Liberatori, poi a seguire Eda Dell'Orso per l'omaggio a Piero Piccioni. Poi abbiamo avuto ovviamente Stefano Fressi, compositore e attore. Abbiamo avuto Andrea Guerra per il sodalizio con Ferzan Ozpetek e non soltanto. Abbiamo avuto poi un omaggio ai 30 anni del Postino con vari ospiti, tra cui Stefano Veneruso, il nipote di Massimo Troisi, Roberto Perpignani, il montatore del Postino, Giacomo Scarpelli, il co-sceneggiatore, ed Hector Ulisses Passarella, il bandoneonista storico della colonna sonora originale premio Oscar di Luis Bacalov. Abbiamo avuto poi anche Peppe Vessicchio, che ha parlato di armonia e vino, armonia, frequenze e liquidi. Poi è una cosa particolarissima. Abbiamo avuto anche Lele Marchitelli, che ci ha raccontato il suo rapporto con Paolo Sorrentino e Paola Cortollesi per C'è ancora domani. Abbiamo avuto anche Diego Navarro, che è compositore e direttore d'orchestra, e poi il patron del Filmusité, famosissimo storico festival della musica applicata alle immagini internazionale, partner gemellato con Roma Film Music Festival insieme al Krakow Film Music Festival. E ci tengo a ringraziare Marco Patignani, patrono del Roma Film Music Festival, che mi ha voluto come curatore dei talk di questa terza edizione. Senti, ci parli anche degli eventi musicali, quelli che ci sono stati, perché mi sembra che il programma era anche lì molto interessante, no? Molto molto interessante, perché ogni sera c'è stato un concerto immersivo all'interno degli inaugurati Forum Theater, attaccati proprio ai Forum Studios, e gli storici studi dove sono state registrate più di 3.000 colonne sonore e fondati da Luis Bacalov, Piero Piccioni, Armando Trovaioli e Ennio Morricone. C'è stato un omaggio ai 20 anni della scomparsa di Piero Piccioni col figlio Jason Piccioni. C'è stato un omaggio concertistico con Hector Ulisses Passarella al bandoneon, a Luis Bacalov e non solo, al tango, per il Postino, per i 30 anni del Postino, da quando esordì al cinema. C'è stato anche un omaggio per i 100 anni dalla nascita di Eri Manzini, con un concerto tributante meraviglioso fatto da una parte dell'ensemble dell'Orchestra Italiana del Cinema con Walter Ricci, grandissimo, straordinario cantante che ha interpretato alcune canzoni. Come gli stessi hanno omaggiato i 60 anni di James Bond 007 con un concerto immersivo anche lì, e poi si è dati alla fine il momento clou di questa terza edizione con il cineconcerto, il film concerto di 007 Skyfall con l'Orchestra Italiana del Cinema dal vivo, asincrono con le immagini, diretta da Anthony Gabriele. Dove noi c'eravamo, e faremo una puntata apposita con qualche stralcio di quel cineconcerto, appunto. Allora, però adesso io direi di andare alla prima intervista di questa lunga serie con Carlo Verdone e Fabio Liberatori. Alla prossima, ciao Massimo. Ciao Marco, buona visione. Allora, grazie di essere con noi a Roma Film Music Festival, terza edizione. Intanto, cosa ne pensate di un festival dedicato esclusivamente alla musica applicata alle immagini? Che è una cosa molto intelligente, perché la musica oggi, la musica per film, è una musica
particolare, molto speciale, che ha fatto nascere dei grandissimi autori ultimamente, che abbiamo apprezzato, sono degli autori di una grandezza estrema, mi riferisco a Hans Zimmer, mi riferisco a Thomas Newman, stiamo parlando di, senza contare quelli che ci sono stati una volta, tipo Miklos Rocha, Bernard Herrmann, John Barry, ne abbiamo avuti talmente tanti che la musica da film è qualcosa di veramente importante che va studiato e questi grandi autori hanno scritto dei grandi brani, dei grandi pezzi, per poi non dimenticare grandi autori italiani come Nino Rota, come Piero Piccioni, come Piersanti, e il grandissimo Ennio Morricone. Ce ne abbiamo talmente tanti che rischi poi di dimenticarteli anche. Fabio, il rapporto, cioè, cos'è per te, cosa significa per te lavorare con un regista che ha una grandissima capacità musicale? Questa è stata la fortuna della mia vita, diciamo, perché essere stato scelto da Carlo fin dall'inizio con Borotalco mi ha consentito di scoprire che avevamo delle conoscenze musicali e amori musicali comuni, e questo ha reso facilissimo il mio lavoro, perché non si trattava di andare a improvvisare cercando di indovinare i gusti dei registi, che molto spesso, specialmente fino a qualche decennio fa, non curavano moltissimo l'aspetto musicale delle commedie. Noi abbiamo vissuto degli anni in cui siamo passati dai grandi compositori che voi avete citato poco fa a commedie italiane un pochino più andanti come qualità, e la musica pure ha risentito molto di questo. Allora noi, quando ci siamo conosciuti, abbiamo detto: nel nostro film non vogliamo le marcette, non vogliamo i clarinetti tristi, non vogliamo quel lato diciamo un pochino degradato, diciamo, di musica, che spesso ha accompagnato alcuni prodotti italiani non eccelsi, diciamo. Dobbiamo sprovincializzare la musica italiana, guardiamo alle cose che abbiamo amato: la musica anglosassone, la musica americana, il rock, la musica elettronica. Questo è quello che, se abbiamo fatto qualcosa, è questo. In quel momento, poi negli anni '80, c'erano dei cantautori importanti come Dalla, e io avevo scritto un film dove che era un omaggio praticamente a Lucio Dalla, era nel soggetto, nell'idea del film. Poi se Dalla o non Dalla ci dava le canzoni o meno, questo non lo sapevamo, però l'avevamo scritto inizialmente per lui. Fortunatamente ci ha detto di sì, dandoci poi Fabio gli Stadio, e quindi, ma anche delle canzoni sue. E tutto questo ha arricchito il film, l'ha reso chiaramente più compatto, perché si parla di lui. Però mi ha fatto capire che questi grandi cantautori avevano proprio delle melodie con delle atmosfere che si potevano sposare a determinate commedie, a determinati momenti romantici, momenti anche di leggerezza. Erano belle musiche. Dalla è stato un grandissimo compositore, oltre che un grande cantante. Un bravissimo Compositore, è stato veramente grande, e quindi da là ho capito che si poteva andare avanti. Ecco poi che è venuto Vasco Rossi stasera a casa d'Alice, Antonello Venditti, che ha lavorato Antonello con Venditti. Io da quanto ricordo anche in questo però sei stato precursore, perché prima non si usavano i cantautori per le musiche. No, non si usavano. È stata una novità assoluta questa. Ha fatto un botto di successo. Ma come ha detto anche nel nostro incontro, non fine a se stesso, cioè non usare la canzone Esatto. in maniera commerciale, Che spesso perché è il tormentone del è momento, successo ma dopo. quello sì, lo sappiamo benissimo, però era funzionale, cioè la canzone diventava sceneggiatura. Faceva Assolutamente, assolutamente. Infatti su questo voglio fare intervenire il mio socio Marco Testoni, perché lui è un music supervisor e ha una domanda nello specifico da farti. Dei registi della generazione tua, un'attenzione così maniacale alle canzoni è un po' inusuale. Allora mi chiedevo, questa sensibilità da che deriva? Io so che tu suoni anche la batteria, quindi evidentemente hai fatto pratica di quel tipo Sono lì. soprattutto un grande ascoltatore di musica, mi piace la musica. La musica mi aiuta a sognare, la musica mi aiuta a scrivere, la musica mi può anche distrarre certe volte, però ci sono dei momenti in cui magari un brano musicale mi aiuta, come ho detto prima nella chiacchierata con il pubblico,
mi aiuta forse a trovare un inizio, a trovare uno snodo, a trovare un momento intenso tra i due protagonisti o in una sequenza del film, addirittura trovare un finale. E alcuni brani mi hanno molto aiutato, erano perfettamente, si appoggiavano perfettamente al tipo di scena. Quindi io devo dire grazie a David Sylvian che mi ha anche reso l'atmosfera ancora di più di quello che io avevo concepito dal punto di vista fotografico e recitativo. Mi ha dato un qualcosa in più di importante, ha aumentato l'emozione, ha aumentato il momento romantico, il momento di solitudine, il momento di malinconia, perché poi è un cantautore, insomma, non è molto allegro, però di grande atmosfera, quindi alcuni ti aiutano moltissimo. L'ha parlato prima nella talk, quello dei diritti, no? Poi dei diritti di sincronizzazione da ottenere per i vari brani, eccetera, eccetera. Noti in questo momento, noti un peggioramento da questo punto di vista, cioè che ci sono dei costi esosi per quanto riguarda i brani musicali, o forse invece c'è più libertà? No, allora, se sono importanti, dipende, alcune volte i costi sono veramente esosi perché ormai non si guadagna niente con la vendita dei CD perché i CD non esistono più, si guadagna poco con LP perché LP li comprano una cerchia un po' ristretta. E tutto va ai file, Spotify, Softfile, comprite i file, iTunes, Apple, quindi costano molto di più, però nello stesso tempo chi vuole emergere, non ti dico che te lo dà gratis, ma te lo dà invece con dei prezzi molto accessibili, chi ha bisogno invece di essere conosciuto, quindi è più semplice. Quindi da una parte i grandi te lo fanno pagare un botto perché non hanno più incassi dal punto di vista, quindi cercano di grattare il più possibile. Invece quelli che stanno nascendo, gli esordienti, le novità, invece lo prendono come una cosa promozionale importante per loro e quindi sono più abbordabili. Ringrazio Carlo. Grazie a voi. Grazie. E Complimenti. vi voglio fare un regalo. Grazie. Visto che abbiamo parlato di colonne sonore, vi regalo il libro di colonne sonore. Oh, grazie. Così ci facciamo anche una foto insieme con questo evento, perché questo raccoglie 23 anni di interviste che ho fatto, cioè 23 interviste che ho fatto in 20 anni ai più grandi compositori di ieri e di oggi. Wow. Oh, bellissimo. Nel prossimo volume ci sarete tutte e due. Ah, grazie. Grazie tante. Perfetto. Grazie mille. Grazie. Grazie a voi. Grazie.